Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Cammuca. Le immagini vi giungono dal velodromo Polo Borsellino di Palermo. Stiamo per raccontare e per vivere insieme la sfida tra TF e Sporting Villabate, partita valida per la 21esima e penultima giornata del girone C del campionato riservato ai giovanissimi regionali under 14, girone appunto C, penultimo turno. Ultimo impegno casalingo per la squadra guidata da mister Rosario Pianges, che si prepara dunque a vivere questo appuntamento insolito del lunedì. Intanto sta per essere verrà effettuato dopo il calcio d'inizio, un minuto in cui si fermeranno le due squadre per ricordare Antonio Moltanto, padre di uno dei calciatori della formazione under 15 della TF, direttore di gara che sta per dare il fischio d'inizio. Poi verrà osservato il minuto. Minuto che termina in questo istante. Allora inizia la partita che vede la TF adesso in possesso palla, con la palla giocata in verticale all'indirizzo di Cavallaro. Andiamo a riassumere quella che è la formazione della TF. Purtroppo non c'è pervenuta la distinta dello Sporting Villabate, mi vogliate perdonare qualora non nomineremo i ragazzi in tenuta giallorossa. TF che per l'appunto gioca con la sua classica tenuta, maglia rosa con inserti neri, calzoncini e calzettoni neri. Dall'altra parte Sporting Villabate con maglia, calzoncini e calzettoni rossi, inserti gialli sulle maniche e nei calzettoni, che effettua adesso il rinvio. C'è il controllo da parte di Cavallaro, poi la palla scende, il servizio largo sulla destra dove c'è Cacioppo, poi Zacco. La giocata da parte di Mineo, ancora Cacioppo, prova a far correre sulla destra Cavallaro, la finta di Cavallaro che vince anche il rimpallo, ancora Cavallaro con il cross, secondo palo, non riescono a coordinarsi per la battuta in due, ma va a recuperare ancora il pallone genovese, con la palla che si spegne in fallo laterale. Rimessa già battuta, poi rischiano in due della TF, chiedo scusa. Zacco. Giocata sulla destra, ancora a favorire la corsa di Cacioppo. Poi chiude la difesa ospite. Ancora il recupero da parte della TF che gioca questo pallone sulla destra, ancora con Cavallaro che va a dribblare. Cavallaro mette in mezzo ancora sul secondo palo, questa volta arriva il tapin vincente, se ho visto bene, di Guercio, che è arrivato sul secondo palo e ha insaccato alle spalle del portiere dello Sporting. Allora il risultato cambia, è 1-0 per la TF dopo 2 minuti e mezzo, gol di Guercio e la maglia celebrativa proprio per... Si voleva un tanto.
mostrata a favore di Camera. Bel messaggio questo, a conferma anche della compattezza tra i vari gruppi di casa TF, ma di casa Athletic Club Palermo in generale. Il clima, l'unione, prima ancora dei risultati sul campo. E dunque, dopo 2 minuti e mezzo, cambia il parziale al velodromo Paolo Borsellino. Dunque punteggio che è cambiato. C'è fischio, c'è fallo. Calcio di punizione. Per lo Sporting Villabate, ricordiamo TF che in questo momento occupa nel girone C del campionato riservato ai giovanissimi regionali una posizione in piena zona playoff, ma intanto seguiamo questo calcio di punizione. L'uscita ottima da parte di Geraci. Qui giocata non perfetta da parte dell'ATF, che riesce comunque a liberare la situazione pericolosa. Qui Cavallaro non riesce nella giocata insieme ad Ulizzi. Poi colpo di testa, ancora pallone che rimbalza. Dicevo, attualmente TF in piena zona playoff, con un'eventuale vittoria consoliderebbe il quarto posto, ma intanto qui azione pericolosa con Ulizzi che non riesce ad indirizzare. Sporting Villabate che invece chiude la classifica, 3 punti, frutto di 3 pareggi. Tanto è arrivata anche provvidenziale, in questo senso ringraziamo naturalmente lo staff dell'ATF, è arrivata provvidenziale anche la distinta degli ospiti, quindi avremo possibilità di avere maggiore contezza col suono inconfondibile della carta delle distinte. Ormai ci avrete fatto anche l'abitudine dopo decine, e per chi ci segue dal giorno zero anche centinaia di partite in diretta, il suono della carta delle distinte, delle formazioni, fondamentale per andare a fare un servizio di livello. Intanto torniamo in cronaca, rimessa TF con Zacco che gioca in avanti, la chiusura da parte della difesa dello Sporting Villabate, ancora Zacco, poi girata di Mineo, cerca qui l'aggancio Ulizzi, in qualche modo quasi lo trova, poi ancora si lotta, recupera palla ancora la TF con la conclusione che si insacca, e ancora Guercio, è la sua giornata, il suo pomeriggio, è la sua partita, 2 gol in 6 minuti, ma questo veramente veramente bellissimo. Grande doppietta di Guercio che, ruolo alla mano, non te lo aspetti e invece si realizza il gol che vale il raddoppio per l'ATF al 6° minuto di gioco. Tanto si lotta mentre è ripresa la partita da qualche secondo. E allora aggiorniamo ancora il punteggio col 2-0. Intanto già ripresa l'azione con la TF che si è già ripresa il pallone, poi lotta Calafiore, Cavallaro sbaglia il tocco, interviene Gargano che prova a giocare la palla in verticale dalle parti di Alaimo. Alaimo lato sinistro, atteso da Zacco, poi passa per vie centrali, l'intervento, il ripiegamento difensivo da parte di Cavallaro che però non è definitivo, poi il tocco, l'ultimo da parte di Alaimo. Giusta qui la decisione del direttore di gara nell'assegnare
una rimessa alla TF, Cavallaro in bello stile come sempre, prova ad uscire, poi forse esagera, viene fermato da Carandino, poi palla in avanti alla ricerca di Alaimo. Alaimo non riesce a controllarla anche per l'ottima copertura da parte di Zacco. Sarà un rinvio dal fondo per Geraci, che torna dunque titolare. Chi ci ha seguito un paio di settimane fa nell'ultima gara giocata in casa contro il Cus Palermo dalla TF ricorderà che in porta c'era Barresi. Tanta attenzione alla palla recuperata dallo Sporting. Conclusione però debole e centrale da parte di Giovanni Gargano, e blocca ancora Geraci, portiere senza dubbio da seguire, già lunghe leve e anche ottime abilità tra i pali. Qui la giocata tentata in verticale da Cavallaro è imprecisa, poi prova ad arrivare senza però riuscirci Mandalari. Dall'altra parte Zacco fa buona guardia ancora una volta. Zacco per vie centrali, Mineo che alza la testa e va a lanciare, preso in controtempo Mandalari, poi recupera Calafiore. Per vie centrali Josef Gargano viene fermato, occhio alla palla in verticale, era in fuorigioco. Cavallaro viene anticipato dall'intervento di Pace, poi rimpallo che favorisce ancora la difesa ospite. Carandino fermato, e palla allora giocata in avanti con Cacioppo, il cross che diventa un campanile, sforbiciata con la palla che rimane lì. Attenzione ancora, TF in possesso con Cacioppo che viene fermato alla fine. Conclusione alta da parte di Genovese. Una sforbiciata che voleva essere un tiro verso la porta, si stava quasi trasformando in un assist, in un cross. Qui intanto palla messa in fallo laterale e Zacco, serve Mineo, occhio alla palla al limite dell'area, conclusione smanacciata fuori. Ancora attacco vivo per la TF. Mandalari col dribbling ad andare sul fondo, poi palla messa ancora all'interno dell'area di rigore. Cacioppo allontana la difesa, ancora attacca la TF, tiro di Mineo ribattuto, poi Guercio, vediamo cos'altro ha in serbo per questa partita. Il numero 2, gran giocata sullo stretto, ancora Guercio, allarga per Arculeo che va al cross, altro tentativo di sforbiciata, poi il tiro da parte di Cacioppo, palla fuori, e adesso si fanno sempre più imponenti le minacce per la difesa dello Sporting. Torna ad attaccare l'ATF, forse una posizione di fuorigioco, in ogni caso chiude Pace, ma ancora conclusione, palla fuori. Battuta lunga, imprecisa da parte del portiere Cerrito. L'uscita palla al piede di Arculeo, poi Mineo, Cavallaro ancora Mineo, Arculeo, largo sulla sinistra per la palla messa in mezzo, intercettata dalla difesa villabatese, che poi prova anche ad uscire, la fa scorrere troppo velocemente Muratore, che viene in ogni caso fermato in fallo laterale, e Sporting che cerca di uscire da una situazione complicata. Ancora Arculeo mette la palla in fallo laterale senza provare a gestirla. Per il momento abbastanza silenti i due allenatori. Piangesse da una parte, Campofiorito dall'altra.
Adesso arrivano le indicazioni di Campofiorito, come se me le fossi chiamate, all'indirizzo di muratore del suo numero 7, chiamato a maggiore movimento. Qui cerca la sponda, la trova, attenzione a questa palla in mezzo, Geraci senza grossi problemi, l'estremo difensore dell'ATF che poi va subito a servire Zacco. Avanza Zacco, cerca la giocata per vie centrali, alla fine trova Guercio. Arculeo, oggi abbassato da difensore centrale, manca tra gli altri Guglielmo. Cavallaro con la giocata, cerca Mandalari, fermato Mandalari che va a prendere il posto di un altro giocatore importante per questa formazione, ovvero Arcoraci. Manca anche Abate, che non figura neanche in panchina, e per completare, anche se in questo caso parliamo di un ragazzo che si trova regolarmente in panchina, rispetto agli 11 abituali titolari schierati da Mister Pianges, manca anche Miceli, che è partito dalla panca, così come Ficarotta, solitamente schierato da terzino opposto rispetto a Zacco. Oggi nel suolo lo sta giocando Guercio, che tra l'altro finora sta facendo la partita con una doppietta. Intanto va direttamente fuori il pallone calciato su punizione dallo Sporting. Oggi panchina abbastanza risicata, va detta la verità, per Mister Pianges. Appena 5 giocatori a disposizione, ancor meno, appena 3 quelli in panca per Mister Campofiorito nello Sporting. Mineo non riesce l'aggancio, poi ritrova il pallone, lo scarica su Cacioppo, poi Zacco cerca ancora iniziativa personale, convergendo da destra verso il centro, tocca per Guercio, da terzino a terzino, ancora Guercio che prende il centro, guarda la porta, finta la conclusione, la prova adesso, traversa piena con Guercio ad un passo addirittura dalla tripletta in un quarto d'ora, poi si salva la difesa per un attimo però, perché c'è il tentativo, ancora palla al limite destro ribattuto da parte di Genovese, se l'è vista ancora brutta qui la difesa dello Sporting. Adesso può addirittura ripartire, ma Arculeo con una calma olimpica, anche perché era da solo con 3 avversari nei paraggi, riesce addirittura a controllarla e ad andare da Geraci, e dunque addirittura ha sfiorato la tripletta in un quarto d'ora. Gabriel Guercio, anche lui classe 2012, compirà tra pochi giorni 14 anni, il 21 maggio, giocatore con le qualità tecniche abbastanza importanti, tra l'altro su questo campo e per tutta la stagione. Qui facciamo anche un piccolo cenno anche alle altre formazioni del settore giovanile Athletic e TF che ci freggiamo di seguire. Su quella stessa fascia si è fatto notare anche con una certa qualità un altro ragazzo che da terzino sinistro ha fatto cose egregie, ovvero sia Greco, e qui riferimento naturalmente alla formazione degli allievi elite dell'Athletic, che si giocherà il titolo della categoria contro il Calcio Sicilia, dopo aver superato ai calci di rigore la Novegia Virtus, nella partita che tra l'altro abbiamo raccontato sabato scorso, 2 giorni fa, con il grande pomeriggio di Ferraro, che ha parato un rigore nei tempi regolamentari e ne ha parati 3 ai supplementari. Scusate, ai calci di rigore, non ai supplementari ovviamente. Tanto siamo quasi a metà del primo tempo, fin qui si è giocato praticamente ad una porta sola, ma già la classifica suggeriva questo genere di esito, di epilogo, comunque di svolgimento della partita. Qui intanto il cross verso l'area, colpo di testa a scavalcare, bravissimo però, col colpo di Reni Cerrito, perché Mandalari non aveva altre soluzioni se non quello del colpo di testa a scavalcare, anche perché Cerrito era uscito in maniera anche abbastanza aggressiva, tra virgolette, nel tentativo di andare a prendere la palla più alto che si può. Ha provato a scavalcarlo Mandalari, che ha buttato l'occhio e che ha provato l'effetto sorpresa non trovandolo. Siamo esattamente a metà del primo tempo. Adesso credo che il direttore di gara abbia fatto partire il crono dal momento
in cui è terminato il minuto di raccoglimento e non prima. Qui la giocata rischiosa da parte di Avella che procura una palla persa per l'ATF. Calafiore fermato in maniera regolare secondo l'arbitro, allora sgroppa a destra Zacco, lancio a cercare la corsa di Mandalari, anticipato da Badagliacca. Rimessa in zona d'attacco per l'ATF. Cacioppo trattiene l'avversario, l'arbitro lascia giocare perché la palla ce l'ha Zacco, dribbling di Zacco che riesce ad andare via, mette in mezzo il pallone, colpo di testa a mettere fuori, poi c'è Cavallaro che dribbla, Cavallaro, salvataggio sulla linea, doppio salvataggio sulla linea, anche su Lizzi, e qui si traveste in Superman Badagliacca. Ma che bravo Badagliacca a non mollare, a sostituirsi al suo portiere, ma intanto occhio all'angolo, già battuto con Cavallaro. Serie di finte del 10 che poi apre sulla destra dove c'è Cacioppo. Cacioppo alza la testa, propone il cross, prova ad arrivare sul primo palo Mandalari, viene anticipato, sarà calcio d'angolo. Zacco che si esibisce anche in un palleggio prima di effettuare il tiro dalla bandierina. Battuta nel cuore dell'area sforbiciata, palla che termina fuori, questa volta gli è riuscita la giocata a Cavallaro, non ha trovato la porta, ma stiamo vedendo delle bellissime giocate in questi primi 20 minuti di gioco. Cavallaro, recupero palla, poi ancora Cavallaro, con la giocata ancora Cavallaro, Guercio, scarica indietro, poi scambio di Guercio, poi conclusione Mancina che si perde fuori da parte di Genovese. Intanto occhio ancora la palla recuperata, ancora da Guercio, pallone avanti, forse fuori gioco di Ulizzi, si continua a giocare, Ulizzi sul fondo, con l'esterno e la palla messa in calcio d'angolo da Cerrito che aveva già accennato il tuffo verso il centro dell'area, col piede di richiamo l'ha messa in corner, allora inizia anche a collezionare calci d'angolo l'ATF. Ancora questo corner battuto corto, poi la giocata tentata ancora da Cavallaro che sta provando a salire in cattedra. La sfera viene rimpallata, è messa in fallo laterale. Inizia a palleggiare dalle, diciamo, retrovie, visto che si tratta pur sempre della tre quarti campo avversaria, la TF. Zacco attende il momento giusto per fare la giocata, viene affrontato da Josef Gargano, ancora Zacco, non molla la palla, poi cross di Cacioppo, l'uscita di Cerrito un po' timida, allora subentrano nell'azione i compagni, per la palla si perde fuori, sarà calcio d'angolo. Altro angolo da destra. Sempre Zacco, questa volta andrà dentro l'area perché non c'è nessun compagno a scambiare. Zacco in mezzo, la palla balla all'interno dell'area. Poi ancora la giocata tentata da Guercio e questa volta si esibisce in una grande parata. Cerrito che non può nulla sul tapin, e 3-0
per la TF, se vedo bene da qua giù. Autore del gol Mandalari. Siamo a metà della, o meglio, quando siamo a una decina di minuti, una dozzina di minuti dall'intervallo, saremmo a metà se fossero tempi da 45, ma i tempi sono da 35. E allora, punto del 3-0, firmato Salvatore Mandalari. E TF che allunga, aumenta il suo vantaggio in questa partita. Cavallaro, scambio con Cacioppo, ancora Cavallaro prende il centro, vince per un attimo un rimpallo, poi non riesce a tenere la palla che diventa preda di Josef Gargano. Fallo e subito scuse di Cavallaro che viene ammonito. Approfitto, visto che siamo in un momento di stasi della partita, l'appuntamento questa sera tra 2 orette e mezza, 21:15, nuovo appuntamento con Lo Calcio, solito approfondimento sul calcio dilettantistico siciliano. Oggi tanti ospiti in collegamento, il sottoscritto alla conduzione, che penso sia uno dei motivi meno importanti per seguire la trasmissione, lasciatemi, consentitemi questa battuta. Oggi tanti ospiti con 2 protagonisti del playoff, ma intanto andiamo a seguire la stazione. Cavallaro, giocata Cavallaro sopra la traversa. Dicevo, oggi tanti ospiti come 2 protagonisti dei playoff di eccellenza, ovvero sia il direttore generale del Camarat Gioacchino Privitera, il direttore sportivo del Partinico Audace Ciccio Tantillo, l'allenatore della Parmonval Marco Vittorietti, che ha salvato la Parmonval pur in condizioni precarie, e poi il grande protagonista della promozione Vincenzo Virga, allenatore dell'Alcamo. Qui intanto attenzione, un po' di confusione, Mandalari, occhio all'arrivo di Zacco, riesce a spazzare Carandino, poi pallone allontanato da Fiumefreddo, nuovamente però in possesso la TF con Cavallaro che perde il rimpallo, pallone spazzato via, Arculeo, controllo, poi duello con Muratore, passa in mezzo a 2 Arculeo, steso poi da Giovanni Gargano, punizione TF a 9,5 dall'intervallo. Sulla palla c'è Avella. La punizione con Avella che prende una lunghissima rincorsa, con una di quelle giocate che potevano trasformarsi anche in un assist per i compagni. Così non è stato e allora andrà dal fondo Vincenzo Cerrito. Lascia la battuta ai compagni, palla già recuperata dalla TF, ma poi riesce ad avere la meglio Calafiore, lancio in avanti a cercare Muratore che viene anticipato, poi il duello a centrocampo, Cavallaro fermato a Calafiore, spallata irregolare del 10 rosa sul 10 rosso, e Cavallaro che deve anche stare attento perché qui ha allontanato la palla, gravato di ammonizione Cavallaro, qui con un arbitro un po' più fiscale, il rischio di ricevere il secondo giallo era molto alto. Scambio di 5 con Calafiore, i 2 numeri 10
mentre intanto Capitan Josef Gargano alla battuta della punizione. Pallone che spiove verso l'area, colpo di testa di Guercio, poi Cavallaro, sponda sbagliata per Mineo. Qui la giocata da parte di Alaimo fermato dal solito Zacco che accelera, poi subito Cacioppo in avanti, chiusura in fallo laterale da parte di Capitan Gargano. È rimessa TF, brutta rimessa da parte di Zacco, e cambio, gli è scappata la palla dalle mani. Zacco un po' incredulo, però si era visto ampiamente che qualcosa non andava, soprattutto nell'impugnatura del pallone più che nel momento, perché il movimento era stato corretto. Gli è scappata proprio la palla dalle mani e non se n'è accorto. Cavallaro sfugge a Calafiore, poi converge ancora il 10. Nel movimento dei compagni, vede l'accelerazione da parte di Guercio. Guercio inseguito da Pace, sempre Guercio, converge, questa volta va al cross, manda Alari con la zampata. Pallone fuori. Altra occasione, questa volta per il poker, oltre che per un'altra doppietta individuale dopo quella di Guercio che stava servendo l'assist. Ancora riconquista da parte dell'ATF, anche se qui è bravo Giovanni Gargano, lancio in avanti alla ricerca di Alaimo, bruciato però in velocità da Zacco che sbaglia l'alleggerimento. Bravo Geraci, solo per un attimo perché la palla si incaglia tra le sue gambe e va in calcio d'angolo. E poi la sfuriata del numero 1 dell'ATF, che per il momento sta vivendo un pomeriggio tranquillo, sicuramente non si aspettava qui di dover fronteggiare quello che è il primo calcio d'angolo della partita per lo Sporting Villabate. La battuta di Calafiore verso l'area, colpo di testa a mettere fuori, poi calcia Gargano, preciso ma lento e centrale. E allora Geraci con il rilancio cerca l'inserimento Cavallaro che poi riconquista la palla, sbaglia il tocco per Mandalari, pallone spazzato da Carandino, arriva dall'altra parte genovese. Riconquista Cavallaro, Cavallaro, dribbling, altra finta, tocco in aria, fuori gioco di Ulizzi. Non vale il gol del numero 11. Ora si ripartirà con una punizione in favore dello Sporting Villabate a poco più di 4 minuti dallo scadere del 35esimo. Fin qui c'è stata poca partita al velodromo. Qui svirgola genovese, la palla rimane in campo solo per un attimo, non riesce a raccogliere la Muratore, che però potrà battere. Un fallo laterale, no, la rimessa è per l'ATF. Non l'ha toccata evidentemente, secondo il direttore di gara Stefano Genovese. Zacco, lungolinea per Mandalari che si sta muovendo tantissimo su tutto il fronte dell'attacco. Mandalari, doppio dribbling, poi scarico indietro dove c'è Genovese, anzi c'è Cacioppo. Zacco parte da fermo, poi si addormenta un po' Cacioppo, perde una brutta palla, costretto a ricominciare da capo l'ATF che butta via il pallone con Avella. Sponda Mandalari, c'è una spinta da parte di Carandino e allora piazzato per l'ATF con Arculeo che arriva. Arculeo con lo schema per Cacioppo, scusate, con lo schema per Cavallaro che prova a beffare sul primo palo Cerrito. Attento Cerrito, calcio d'angolo.
Si ripresenta Zacco per un'altra battuta dal corner del fronte offensivo destro dell'ATF. Zacco con la palla a scavalcare, colpo di testa che colpisce la traversa. Mister Campofiorito chiede maggiore attenzione al direttore di gara sui contatti in area. Mineo, Genovese, poi la palla per Ulizzi, non riesce a tenerla in campo, allora fallo laterale in favore dello Sporting Villabate. C'è il controllo da parte di Giovanni Gargano, subito fermato però Cavallaro. Il dribbling di Cavallaro che ancora porta palla da solo, viene fermato con un fallo da Tommaso Cerrito. Vediamo chi va a battere. Quercio se ne va e allora dovrebbe toccare a Cavallaro. In corsa lunga, il numero 10, quando siamo nell'ultimo minuto di gioco. Barriera bella lontana, non sono convinto che siano 9 metri, secondo me sono di più. In ogni caso, punizione sulla palla Cavallaro. Fischia l'arbitro, parte Cavallaro con deviazione, la parata di Vincenzo Cerrito in due tempi, senza grossi patemi d'animo. Direttore di gara che fischia alla fine del primo tempo, evidentemente ha fatto partire il cronometro durante il minuto di raccoglimento. In ogni caso è 3-0 TF sullo Sporting Villabate, decidono la doppietta di Quercio, il gol di Mandalari. Noi ci fermiamo con le immagini come di consueto dai campi targati Sportisili e voi restate con noi per il secondo tempo. Sono passati 8 mesi, innumerevoli emozioni, innumerevoli gol, innumerevoli vittorie. Siamo arrivati all'ultima partita di questo campionato di eccellenza. Sarà l'ultima di una stagione fantastica per il Licata, sarà invece il capitolo prima del rush finale per il Camarat. Oggi si decide molto, oggi passa molto da qui, dal video di Marco. Benvenuti da Gabriele Rispetta. Oggi Camarat Licata, prima contro seconda. Prova a girare il pallone qua con grande tacco, se ne va Pisciotta. Occhio allora a Baio che mette subito il pallone al centro con l'arrivo di Guadalupo. Uno schermo umano Valenti a dire di no. Privitera che mette questo sinistro al centro, tutti a vuoto, arriva Minacori, una bomba che arriva dalle parti di Banfi, fuori misura però. A dare riferimenti fissi alla difesa del Camarat. Occhio a questo pallone che arriva al centro, lo stacco, Banfi, perfetto. Privitera, pallone al centro, lo stacco e la traversa. Che signor Mastro Simone non c'erano gli estremi per il calcio di rigore. Di nuovo palla al centro dell'area in rovesciata, addirittura ha provato Manfred. Rilancio qua a cercare Pisciotta che viene però anticipato, spunta Marchica, comunque buono, Marchica prova il tiro, Valenti non trattiene, Pierce fermato sul palo, il pallone, ancora Pierce prova a girarsi, incredibile. Cross al centro, ancora Valenti. Poi vorrebbero un tocco con il braccio, i ragazzi del Camarat sono tutti a protestare. Invece Marchica che va largo a destra, ancora Pisciotta prova a mettere il traversale dove può arrivare Guadalupo, ma c'è l'autogol! Ovviamente non l'ultima per il Marsala che avrà ancora i playoff sicuramente. Occhio a questo pallone che passa, sempre Minacori, guarda la porta, prova il destro Manfred. Poi di Romana, va dove c'è Pisciotta, può distendersi il Camarat, Pisciotta, Guadalupo, grande passaggio del 7, ancora Guadalupo, è dentro l'area di rigore, Guadalupo mette al centro a rimorchio, non arriva però nessuno. Adesso occhio,
prova Osvaldo, deviazione, Pierce ha girato come da lupo, era in fuorigioco, può andare con il cross al centro, tutti a vuoto, Bennici evita il calcio d'angolo da rimessa, e allora ancora Bennici, al centro deve staccare Mirabelli, lo fa, poi Anario mette giù Flores, riesce a girarsi, e poi il sinistro, fuori misura di Miki, Camanat, poi Pierce, appoggia, avvicina a lui c'è Guerrero, ancora pallone buono per Pierce che può andare, Pierce tu per tutto il portiere, Pierce, spreca la grande occasione, fa l'errore di Giunione, può andare quindi Guerrero è in aria, Guerrero la passa, Pierce a vuoto, ancora palla buona, la rimessa e finisce qui, il Camarate è l'unica squadra ad aver battuto il Licata. E il Camarate da Miracoli chiude. Amici di Sportisiri, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al comunale di Bagheria. Questa è Bagheria Partinico Audace, gara valida per il 30° turno del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Corre in avanti verso Mistretta, Pennisi ci mette il piede, poi ancora Pennisi può armare il destro, Calderaro calcia, pallone che termina docilmente tra le mani di Polizzi, prima occasione, Caronia sul pallone, posiziona la barriera al millimetro Crisafulli, fischia il direttore di gara, può partire Caronia calcia, pallone sulla traversa, occasione per il Partinico, gioca il numero 7, prova a salire, palla al piede, mette dentro Iezzi, prova a controllare come può, ancora Iezzi calcia! Crisafulli in calcio d'angolo. Caronia sul pallone, si avvicina a Iezzi, ancora pallone verso il numero 10, messo al centro dove c'è Capitano Raimondi che di testa cerca l'altro lato, l'altro angolo, pallone che si spegne sul fondo. E ancora pallone di Trifilo, sbaglia il controllo Pizzo, pallone che torna da Trifilo che prova lo scavino, bravo Crisafulli, poi il pallone che torna in avanti in zona mistretta, Di Giorgio la mette al centro a cercare Caronia, velo di testa, poi ancora pallone a cercare Alfano finta, Crisafulli, ancora a dire no, che può calciare, viene murato dalla difesa del Bagheria, allora Di Giorgio, Iezzi può calciare, lo fa, pallone che termina di pochissimo, alto sopra la traversa, difesa da Crisafulli, finta, pallone preso in tranquillità da Alfano, poi sbaglia qua la giocata, Calderaro può calciare, Polizzi la fa sua, accecato dal sole, Caronia la mette al centro proprio per Raimondi, pallone che resta lì, Mistretta, c'è il gol ma è fuori gioco, pallone calciato subito in avanti a cercare il movimento di Scozzari, può calciare Scozzari, il gol al 36esimo minuto di Scozzari e c'è la dedica dopo una settimana difficile per il numero 9 che ha perso la mamma, gol dedicato a lei e Bagheria che la sblocca al 36esimo minuto, Scozzari, Martignetti, Trifilo, mettere il pallone in direzione Caronia, Mistretta, Pennisi allontana, poi pallone che termina fuori ed è calcio d'angolo con Pennisi che chiede al direttore di gara un intervento, gioca subito Caronia con Di Mercurio può calciare, pallone sul palo e poi sfortunato Pennisi, arriva il pareggio al 41esimo minuto nel posto sbagliato, al momento sbagliato, il numero 5 ed è il pari del Partinico Audace che risponde subito 1-1. E ancora da Di Giorgio che chiama il movimento di Iezzi, poi la cede ad Alfano, colpo di tacco di Iezzi, Mistretta
largo da Di Mercurio che sfida Costa e Giglio, entrambi con le mani dietro la schiena, poi calcia Iezzi, pallone fuori di poco. Di Mercurio calcia, prova la soluzione estemporanea, il numero 3, che per poco non sorprende Crisafulli. Ballariano gioca con Calderaro, Mendola interviene, corre Di Giorgio che prova a far partire Mistretta, si sovrappone Iezzi, Iezzi entra in area di rigore, Iezzi la mette al centro, la cicca Caronia, però non è finita, pallone per Di Giorgio, Mistretta calcia, Murato, e allora Mendola. Non si esaurisce qui l'azione offensiva del Partinico. Iezzi che sfida Florio, pallone messo al centro, non arriva, per poco Grillo. Caronia, sempre sul pallone. È un appuntamento fisso. Pallone messo al centro da Di Mercurio, Raimondi cicca. Occasione incredibile per il capitano. Si avvicina a Duli che riceve. Lo Presti esce per cercare di pressare. Iezzi, palla da Di Mercurio che calcia! Di Mercurio al 76esimo minuto trova la soluzione, il Partinico audace, segna Di Mercurio che nel primo tempo aveva dato il via a quello che poi è stato l'autogol di Pennisi. 2-1, il pallone per Pizzo, si sovrappone Abate, ancora Pizzo che ci pensa, poi pallone da Calderaro, il numero 10 la cede a Scozzari, trova il movimento, calcia Vetrano con deviazione della difesa del Partinico audace, pallone in calcio d'angolo, 10 secondi al termine, Mendes la tiene lì, prova ad allontanare come può, si crea il capannello, fallo, e dunque pallone che resta in zona offensiva e finirà lì e finisce qui. Bagheria sconfitto dal Partinico audace, o meglio Partinico audace che batte Bagheria 2-1. Siamo allo sprint finale per chiudere il campionato, due squadre che hanno fatto un grande percorso ma vogliono completarlo con una vittoria questo pomeriggio. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio dallo stadio comunale Misericordia di Valderice e Valderice Gemini, 30ª ed ultima giornata del campionato di promozione Girone A. Un caloroso benvenuto da Federico Caldarella, squadre che nonostante si siano meritatamente garantite l'accesso ai playoff di promozione vogliono vincere per migliorare il loro piazzamento in classifica e chissà magari anche cambiare le avversarie, ma intanto siamo pronti a goderci uno scontro che a prescindere poi dal discorso playoff, discorso piazzamento, discorso scontri, vedremo sicuramente di rispetto a una gara di alto livello. Che i saltatori, quasi un trenino con l'inaria del Valderice, pallone sul primo palo, lo allontana in qualche modo Antona, poi completa il disimpegno con lei, poi al volo Forconi, colpisce male ma c'è Baggi che con un tocco di mano, anche Uso ha litigato successivamente il pallone, è tutto buono, Diop 1 contro 1, va in porta destro e la prima parata della partita è di Sammy Beni che salva la Gemini qui sulla conclusione di Diop a gestire con Secum che scodella, stavolta preciso sui raci, stavolta si mette giù e punta, uno sguardo in mezzo, cross a rimorchio di Pasquale al 13esimo, lo sblocca il Valderice con l'inserimento perfetto di Di Pasquale sul cross pulito di Benny Raci, va in vantaggio il Valderice con Di Pasquale 1-0. Occhio, Stassi o Seiter, vediamo chi va. Parte Stassi con il destro basso, via perché, ma la blocca facile. Simo, palla in verticale, Colle si muove, prende il centro del campo, finta di Colle che passa, poi viene raddoppiato, la palla è buona per Stassi, Colle va a terra, tutto buono, poi raccolto Scrodato che allunga per Licata che riesce a crossare per Stassi, che arriva a impattare il pallone col disturbo di Benivendia, si dispera Stassi, è tutto regolare. Ancora 20, poco meno a giocare di questo primo tempo. Qui sbaglia Uso, attenzione all'opportunità per il Valderice. Diop al limite, passa Diop! Aveva già esultato il pubblico del Comunale Misericordia, ma la palla è sull'esterno della rete, mani tra i capelli per Diop. Vederci che era il diretto di gara.
andrà Secum nel mucchio. Palla sul primo palo, pericoloso, così si danno bene, poi Benivegna spinge platealmente Stassi. Poi aspetto a un compagno che non c'è, deve addirittura andare dietro da Owusu che arriva ai 30 metri. Prova a incuniarsi, palla dentro per Miceli che sterza, passa bene Miceli in area, Miceli, va di sinistro, Benivegna decisivo, aveva trovato una gran giocata, Miceli. Ha fatto la partita seguente il Valderice che infatti è in vantaggio qui, errore di Owusu, ne va a approfittare Di Pasquale che va col destro, ha ignorato in mezzo Baggi, ha calciato in porta. Nelle 3 precedenti gare un calendario complicato. Occhio alla rimessa battuta di Iraci, la posizione di Baggi è buona dentro per Diop! Si fa sorprendere la Gemini e Diop fa 2-0, questo sì che è buono, raddoppio del Valderice, segna ancora Diop, 17esimo con il campionato, 2-0. Non si è accontato il mister, ma l'atteggiamento ancora un po' arrendevole. Occhio a Stassi però che imbuca verso Perrone che si libera, calcia Perrone, palo! Eccolo! Lemuel Perrone che trova il palo, si è svegliata la Gemini. Stassi si connette con Perrone, con fuori campo, largo Colle, Perrone va per il sinistro, Kemba, facile. Vuole mettere questo cross ampio verso Diop, scavalcato, la deve tenere in campo, va spalla a spalla con Miceli, passa Diop di forza, ancora Diop in aria, mette al centro, Baggi anticipato, sul più bello da Buso. Pericolosissimo Diop Sosi. Reina allora Iraci in verticale per l'inserimento di Forconi. Dall'altra parte arriva solissimo Diop con le mani Sanni Beni, respinge David del 3-0. Ancora Colley in mezzo a 3, se la cava Colley, non c'è fallo di... Torniamo live dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo, secondo tempo di TF contro Sporting Villabate. Ricordo, il primo tempo si è concluso, come potete vedere in grafica, sul punteggio di 3-0 in virtù della doppietta messa a segno da Guercio nei primi 6 minuti e poi il 3-0 firmato da Mandalari. Inizia la ripresa e inizia con una novità tra le fila della TF, perché in porta c'è Barresi. Vi avevo parlato dell'alternanza, soprattutto nell'ultima partita, quella contro il Cus Palermo, tra i due portieri. Il titolare è sempre stato Geraci, Barresi il suo 12esimo che ora gli subentra in questo secondo tempo, che inizia con lo Sporting Villabate che attacca. Qui la chiusura ai danni di Giovanni Gargano, poi la giocata tentata da Genovese verso Guercio, palla fuori. Andiamo allora a vedere le formazioni. Con in porta c'è Barresi appunto nella TF, poi col numero 2 Guercio, numero 3 Zacco, numero 4 Arculeo, numero 5 Avella, numero 6 Mineo, numero 7 Genovese, numero 8 Cacioppo, numero 9 Mandalari, numero 10 e Cavallaro, numero 11 Ulizzi. Risponde lo Sporting Villabate con in porta Vincenzo Cerrito, numero 2 Pace, numero 3 Carandino, numero 4 Joseph Gargano, numero 5 Badagliacca, numero 6 Tommaso Cerrito, numero 7 Muratore, numero 8 Fiume Freddo, numero 9 Giovanni Gargano, numero 10 Calafiore, numero 11 Alaimo. In panchina per la TF, ora che è stato effettuato il cambio in porta tra Geraci e Barresi, ci sono ancora in ordine numerico Di Pietro Antonio, Miceli, Ficarotta e Argano. Dall'altra parte in panchina per mister Campofiorito, per lo Sporting Villabate ci sono Fontana, Arena e Gennaro. Ricordo partita valida per la 21esima e penultima giornata del girone C del campionato riservato ai giovanissimi regionali under 14. Sporting Villabate ancora alla ricerca della prima vittoria con 3 pareggi fin qui raccolti. Sta consolidando invece la posizione in griglia playoff la TF con questa vittoria che sta maturando in maniera anche abbastanza tranquilla. Arculeo, lancio per Zacco. Zacco alza la testa, vince di grassare 2 volte, poi effettua il traversone, girata imprecisa da parte di Ulizzi e pallone che termina la sua corsa a fondo campo. Ricordiamo che all'ultima giornata la TF andrà a fare visita all'Academy Palermo Calcio, partita casalinga contro il Gonzaga per
lo Sporting. Palleggia Arculeo. Mineo colpisce l'arbitro e allora si deve ripartire con la palla che verrà scodellata proprio dal direttore di gara all'indirizzo dei giocatori in maglia rosa. Voglio di maglia rosa, per meglio dire nero rosa, visto che siamo al velodromo. Ieri si è chiusa in maniera positiva la prima stagione nella storia per l'Athletic Club Palermo in Serie D. Non mi si è chiusa la prima regular season in Serie D nella storia, visto che con la vittoria su Ragusa la squadra di Mister Ferrero ha consolidato il quarto posto in classifica. Qui sforbiciata di Cavallaro, vola Vincenzo Cerrito in calcio d'angolo. Cavallaro in vena di prodezze acrobatiche. E ora per la squadra appunto nero-rosa palermitana il playoff, il primo turno playoff di girone contro la Regina allo stadio Oreste Granillo. Cavallaro, converge Cavallaro, inizia anche a guardare la porta, la cerca Cavallaro ed eccolo qua il gol del poker, il gol del 4-0. Già si vedeva da come stava correndo e da come stava caricando la conclusione che sarebbe stata vincente. Poker TF, segna Cavallaro. E dunque, proprio mentre entravamo nel quinto minuto del secondo tempo, vedo il poker per la squadra di Mister Pianges con Cavallaro che ci aveva già provato proprio nell'azione da cui è scaturito il calcio d'angolo, ha tentato la sforbiciata, trovando però l'intervento di Cerrito che nulla ha potuto sulla conclusione, anche un po' velenosa da parte del numero 10. Zacco alza la testa, ancora Zacco, trattenuto vistosamente per la maglia, riesce a mettere dentro la palla e Ulizzi segna, ma ancora una volta in fuorigioco. Vediamo quanto ci mette a realizzare. Ha realizzato. Realizzato. Momento strappacuore questo, perché Ulizzi era andato sotto la gradinata dove c'erano i genitori ad assistere alla partita. Ancora una volta urlo strappato, un urlo bloccato in gola per Antonino Ulizzi. Secondo gol annullato per fuorigioco. Su questa chiamata sinceramente non ho visto bene. Il direttore di gara con fermezza ha alzato il braccio e ha ravvisato l'offside. Zacco, Cavallaro, il dribbling, l'ennesimo della sua partita, ancora Cavallaro, ancora Zacco sul fondo contro Carandino, sempre Zacco, resiste alla scivolata, ma l'arbitro decide di fischiare. Calcio di punizione, considerata troppo aggressiva qui la giocata, già battuta la punizione, ma non bene secondo il direttore di gara, e allora si andrà presumibilmente verso l'area di rigore dello Sporting Villabate con Jacopo Zacco alla battuta. Fischia l'arbitro, in corsa lunga di Zacco che scodella in mezzo, Cerrito, fuori gioco. Fischia l'arbitro per la ripresa del gioco. 7 minuti fin qui giocati nel secondo tempo. 4-0. Partita abbastanza in ghiaccio per l'ATF. Ancora 28 minuti più recupero eventuale. Cavallaro fronteggia, ancora Cavallaro. Nuova giocata. Cavallaro sul fondo. Con la panchina anche l'ATF che invita anche Cavallaro a essere un po' più concreto, a giocare un po' di più per i compagni.
Qui intanto Cavallaro ha calciato male la palla, quindi palla persa, tempo perso che se ne va. Sono fermi da una ventina di secondi dopo la conclusione. Fuori misura da parte di Fabrizio Cavallaro. Adesso si può ripartire con Josef Gargano che va a calciare più lungo che può questo rinvio. Proprio Cavallaro. Zacco. Arculeo con calma apre a sinistra dove c'è Guercio che in questa stagione ha cambiato tanti ruoli nello scacchiere tattico di Pianges, ha fatto anche il difensore centrale per qualche partita, a conferma comunque anche della versatilità di questo ragazzo che comunque è giocatore con doti offensive, doti anche balistiche di un certo tipo come abbiamo avuto modo di vedere oggi. Arculeo si spalma sul terreno di gioco, non c'era contatto falloso, ha fatto bene il direttore di gara a non ravvisarlo. Qui sbaglia Avella, palla in avanti, chiusura da parte di Genovese che poi scorta l'uscita della palla in fallo laterale. La rimessa però è per lo Sporting Villabate. Rimessa, il tacco qui da parte di Giovanni Gargano, poi serie di tocchi, l'ultimo è proprio del numero 9 in maglia gialla e rossa. E allora rimessa TF. Mineo male con la testa, la palla esce. Qui la spinta abbastanza inutile da parte di Arculeo che regala di fatto calcio di punizione. E allora calcio di punizione. Punizione per Josef Gargano che cerca la porta. Barresi col colpo di Reni riesce ad evitare il gol. E annotiamo quella che di fatto è la prima vera occasione creata dallo Sporting Villabate. Rimessa TF che cerca subito di reagire, anche di ribaltare un po' quello che è stato l'andazzo di quest'ultima azione. D'altro azione nata, come dicevo prima, da un intervento non necessario da parte di Arculeo. Barresi, Avella, ancora Barresi. Guercio alza il pressing, lo Sporting Villabate. Guercio lo spezza subito, poi sbaglia il tocco all'indirizzo di Cacioppo, prova a subentrare Zacco che riconquista la palla, ormai specialità della casa, come abbiamo visto in questa stagione. Mineo allarga, Genovese fermato, fallo. Già battuta la punizione, Cavallaro. Sono pronti anche due cambi per la TF, i primi della partita. Cavallaro sul fondo, ingresso in area. Cavallaro attraversa tutto lo specchio della porta, stava per farlo brutto il 10. Intanto ecco lì i cambi. Miceli e Di Pietro Antonio. Escono Arculeo e Mineo.
sta per preparare una mossa anche mister Campofiorito dall'altra parte. Alla battuta Josef Gargano, controllo di Cavallaro, poi subentra Laimo, interviene Zacco, ancora Cavallaro. Sbaglia il tocco. Per palla in verticale, l'anticipo da parte di Genovese che deve intervenire 2 volte, la seconda volta per spazzare via la minaccia. E dunque spazio per Miceli, uno dei titolarissimi abituali di Mister Pianges. Tante rotazioni, anche qualche assenza per la squadra nero-rosa, che qui perde palla con Cavallaro a vantaggio di Calafiore, che però è da solo e la butta via. Miceli, lancio troppo lungo per Ulizzi, la lascia scorrere Vincenzo Cerrito, palla fuori. Cambio ancora per la TF. Ingresso di Claudio Argano. Dovrebbe uscire Cavallaro a giudicare dal linguaggio del corpo. Tanto cambio anche dall'altra parte. Ingresso di Salerno, maglia numero 14, che inizialmente era stato depennato. Evidentemente fa parte della lista dei disponibili. Numero 14, Marco Salerno. Prende il posto di Carandino. Dunque un cambio per parte effettuato in questo frangente. Giocati i primi 15 minuti della ripresa, ne mancano 20 più recupero. Cavallaro. Tocco corto per Cacioppo, subentra Miceli. Guercio che si è andato a mettere proprio da centrale. Essi centrali sono Guercio e Avella. Barresi, Guercio, Avella, ancora Guercio, palleggia con calma olimpica la TF con Guercio, che ha anche le qualità per avanzare palla al piede. Servito Genovese che prova a premiare la corsa di Argano, Argano in area, Argano col tocco e poi corregge in rete. La quinta rete della TF che arrotonda ulteriormente il punteggio. Dovrebbe essere tutto buono, sì, gol di Mandalari 5-0. E doppietta anche per Mandalari allora. A 19 più recupero dalla fine. Intanto attenzione ancora alla pressione alta da parte del solito Mandalari. E palla che si perde fuori. Diciamo che c'è abbastanza poco da raccontare. Punteggio che inizia ad assumere anche dimensioni molto ampie. Ricordo da quando è iniziato il secondo tempo, è stato assegno altre 2 volte l'ATF, prima con Cavallaro, poi con Mandalari, come avete avuto modo di vedere un minutino fa. Qui Miceli con la pressione vincente, Mandalari riconquista, tocco largo per Di Pietro Antonio, Genovese, Miceli, qualche tocco di troppo, poi la palla esce, la rimessa è giallo-rossa. Tanto fallo di Pietro Antonio, TF che ha per il momento, in realtà non per il momento, TF che ha
un solo cambio a disposizione, che è quello di Ficarotta, che si sta muovendo a bordo campo. A proposito di cambi, sta per entrare Arena con la maglia numero 16. Esce Alaimo con l'11 a 17 più recupero dalla fine. Da capire anche quale sarà la propensione del direttore di gara. E dunque il secondo cambio effettuato dallo Sporting, che ha ancora Fontana e Gennaro in panchina a disposizione. Pace in avanti, controllo, almeno ci prova Cavallaro, poi riconquista Giovanni Gargano, che prova a lottare, ma alla fine la palla la prendono i ragazzi in maglia rosa. Dribbling qui rischioso ma efficace da parte di Genovese, che corre, ancora dribbling, Genovese in cost to cost sulla linea laterale. Miceli cerca la giocata in verticale, quasi la trova, però non può arrivare sul pallone Argano. Senti, in campo 2 Gargano e un Argano, rischio di impappinarsi molto molto alto. Genovese, lo chiamano tutti Geno, vogliono tutti la palla, lui va da solo per scontentare tutti, va a calciare Genovese, palla abbondantemente fuori. Cavallaro per l'ennesimo recupero palla della TF, Miceli spezza il raddoppio, ancora Miceli col dribbling, poi scarico largo, forse c'era un contatto ai suoi danni, in ogni caso riconquista Argano, che poi la perde ancora. Arena, lancio, posizione regolare secondo il direttore di gara da parte di Muratore, che corre. Muratore insidiato e inseguito da Avella, che ha la meglio, gli basta mettere il corpo davanti. Guercio, giocata anche da centrale, scambio con Miceli, poi ancora Guercio, che poi va a verticalizzare, chiusura, ancora palla buona per l'ATF che cerca di entrare in area, Cavallaro si sistema la palla per la sforbiciata, la smanacciata in qualche modo di Cerrito, poi ultimo tocco di un giocatore in maglia rosa, rimessa al fondo. Ecco l'ultimo cambio in casa TF. Uscita al campo di Cacioppo, entra Enrico Ficarotta. Tanto cambi anche dall'altra parte sono 2. Allora dentro Gennaro e Fontana. Dunque termina i cambi anche la squadra di mister Campofiorito. A lasciare il campo sono il 7 e l'8, quindi Muratore e Fiumefreddo. Si riparte dal fondo. 22 minuti 25 secondi, ciò significa che siamo a circa quarto d'ora, se consideriamo un paio di minuti di recupero, giusto per i cambi qui Guercio e Barresi rischiano, alla fine Barresi esce a ridosso del limite dell'area. Un tempismo che si è rivelato perfetto.
Tanto palla messa fuori, rimessa TF. Cavallaro. Dribbling addirittura con la testa ai danni di un avversario. Cavallaro, sterzate, viene inseguito, rimontato agli avversari, poi commette fallo il numero 10 che si scusa. Ricordiamo Cavallaro unico ammonito di una gara che definire corretta è un eufemismo. Rilancio, colpo di testa da parte di Avella, non riesce a tenere la palla in campo Zacco. Fallo laterale per lo Sporting Villabate. Ficarotta tocca, poi Avella prova a scortare, c'è l'intervento da parte di Arena che cerca di inserirsi, va giù Avella, fischia l'arbitro, punizione TF. La battuta lunga dalle parti di Zacco che cerca di insidiare gli avversari, alla fine riconquista bene palla. Miceli, sterzata e apertura. Genovese prolunga, prova ad arrivare, ci riesce Di Pietro Antonio. Genovese, in fuorigioco forse Di Pietro Antonio, sì. Qui giocata non lucidissima da parte di Genovese perché era abbastanza evidente il fuorigioco del numero 13. E si riparte con una punizione in favore della squadra di mister Campofiorito. Riconquista Argano. Argano, dribbling, sempre Argano. Mandalari apre dall'altra parte, c'è Zacco che ormai in proiezione offensiva. Zacco va a puntare, converge, scarica indietro su Ficarotta, il cross intercettato da Batagliacca che poi mette via la palla. Avella inseguito da Gennaro, la meglio, la mette via Zacco. Miceli cerca ancora la giocata, poi la protegge con la suola, serve Guercio. Genovese Guercio, ancora Genovese, cerca la giocata, è anche fortunato col rimpallo, poi palla in verticale verso l'area, Argano non riesce ad arrivare, rimessa per la TF in zona d'attacco. Di Pietro Antonio, palla ancora sulla riga, alla fine riconquista con Arena lo Sporting Villabate, palla in avanti per Gennaro anticipato da Avella e poi Barresi che forse potrebbe anche stare un paio di metri più avanti, sta sistematicamente dentro l'area piccola. Guercio, Zacco, 8,5 da giocare, poi eventuale recupero. Ficarotta prova ad accelerare, Ficarotta riesce a seminare Salerno, la palla in mezzo, uscita in solitaria di Vincenzo Cerrito. Rilancio dove prova ad arrivare Avella, poi Mandalari approfitta del buco degli avversari, incrocia, non incrocia bene, palla fuori. Può andare il rinvio, forse andrà Vincenzo Cerrito, no, gli va a dare come di consueto una mano Josef Gargano. Che andrà a calciare lungo. Miceli, controllo in due tempi, poi va a gestirla ancora Miceli, pressato, riesce in qualche modo a liberarsi della palla e lo fa bene perché c'è davanti a lui Genovese. Cavallaro poi la perde, la può riconquistare Di Pietro Antonio e lo fa. Genovese non si capisce con i compagni, palla persa
Arriva Josef Gargano che si avventura in un dribbling e perde palla. Di Pietro Antonio col tacco, Argano per andare sul fondo lo fermano. Rimessa TF, anzi no, rimessa Sporting. Rimessa in avanti dove c'è Gennaro che palleggia, si propone davanti a lui Arena, palla però irraggiungibile. Arriva con calma Avella che la gioca senza buttarla via. Genovese, ennesimo dribbling e prova ad accelerare. Poi si aiuta con Di Pietro Antonio. Cavallaro, tutto a sinistra questo attacco dell'ATF. Poi improvvisa palla dentro l'area di rigore. Non può arrivare Mandalari. Era una buona giocata questa. Questione di centimetri nella precisione della trivela da parte di Fabrizio Cavallaro che si sta divertendo oggi pomeriggio, sta anche facendo divertire, ha cercato più volte l'acrobazia, i gol in sforbiciata, poi anche qualche dribbling, insomma. Il talento c'è, va gestito nel migliore dei modi. Ficarotta, ancora una volta a sgasare sulla destra e praticamente sul fondo, al centro c'è Mandalari, Ficarotta se la allunga forse troppo, poi va a calciare e alla fine la tiene lì Cerrito. Ha sfiorato il gol in solitaria, in questo caso Enrico Ficarotta. Cavallaro perde palla, non c'è fallo, poi Josef Gargano, pressato da Miceli, tutto regolare anche in questo caso, ma lo Sporting ha ancora la palla. Arena cerca la giocata in solitaria contro Di Pietro Antonio che non lo tiene. Pallone poi per vie centrali, posizione regolare per Calafiore, poi fermato Gennaro. Miceli ancora col pressing, qui secondo me il fallo non c'era, ai danni di Miceli, calcia via la palla e viene ammonito Giovanni Gennaro. Secondo ammonito della partita dopo Cavallaro, quando mancano poco meno di 5 minuti alla fine. ETF che sta per dunque congedarsi, almeno per questa stagione col Velodromo, con una vittoria, per quel che riguarda ovviamente la regular season. Come dicevo prima, non si esce dal capoluogo per l'ultima giornata, nel prossimo weekend contro l'Academy Palermo Calcio al Pisani. Cavallaro converge, va addirittura a calciare, palla fuori. Ancora una volta andrà dal fondo Josef Gargano, chiedo scusa. Cavallaro, qui con la giocata in mezzo al campo, c'è un tocco col braccio, punizione per la TF, quando siamo ormai a 3 minuti e mezzo dallo scadere dei 70, poi vedremo anche quale sarà l'entità dell'eventuale recupero. Non è detto che, penso che verranno concessi i canonici 2 minuti, forse 3, perché di sostituzioni ce ne sono state, ma sono state anche pochine. Qui intanto Miceli verso l'area, Cavallaro fuori gioco. Ha detto che si sta giocando poco in questo finale di frazione. Miceli con recupero palla, poi il solito genovese a correre. Miceli, l'arbitro fischia. Ha perso una scarpa. Genovese ha perso una scarpa. Credo che la palla adesso verrà scodellata alla TF perché
L'arbitro ha fischiato prima che Miceli calciasse. Qui Cavallaro restituisce. Qui bello anche il fair play, c'è spazio anche per questo finale di partita. Ormai gli sgoccioli, 100 secondi più eventuale recupero. Avella chiude, fallo laterale. La rimessa per lo Sporting Villabate che quantomeno prova a chiudere in avanti questa partita. C'è la fuga a sinistra con Calafiore che cerca di ricevere il pallone. Gennaro la tiene, affrontato in maniera regolare. Poi attenzione all'azione che rischia di tramutarsi da difensiva offensiva per la TF. Viene però fermato Argano che trattiene, l'arbitro fischia. Reclamavano un fallo ai danni di Gennaro che è rimasto a terra. Quel fallo è arrivato dall'altra parte del campo. A terra Gennaro che si rialza adesso. In ogni caso punizione per lo Sporting Villabate davanti tra l'altro alla sua panchina, mentre iniziano anche le operazioni di recupero palla, inteso come andarsi a riprendere un po' i palloni che erano disseminati in giro per il campo. Rimessa ancora per lo Sporting, direttore di gara che guarda il cronometro e come predetto, visto e considerato che ormai non ci si gioca praticamente nulla in questa partita, i 3 minuti canonici per recuperare il tempo perso, tra virgolette, con le sostituzioni. Tanto qui conclusione da parte di Giovanni Gargano, Parabarresi. Altro pomeriggio abbastanza tranquillo per i portieri di casa TF. Qui Josef Gargano col fallo secondo l'arbitro, qui fischio che secondo me era evitabile. Punizione per la squadra di Pianges. Zacco, lancio, colpo di testa dalle parti di Guercio. Guercio col fallo di mano da parte di Arena. Punizione con Guercio che si è sistemato la palla. Cavallaro voleva battere anche questa. Guercio non sembrava particolarmente d'accordo. Va Guercio alla battuta. Fischia l'arbitro. La rincorsa di Guercio che trova la porta. Non perfetto qui. C'è rito, ma era partito in fuorigioco Miceli, a nulla vale il gol. Aveva segnato Mandalari, ma gioco abbondantemente fermo. Gargano prova a passare, inizialmente lo fermano, vince un rimpallo, poi Gargano riesce a giocarla per i compagni, arriva però Miceli che passa ancora in mezzo a due, sempre Miceli fermato in maniera regolare, rimangono a terra in due. Guercio, ancora Guercio, calcia, palla fuori dalla possibilità dei compagni dopo la respinta. Zacco la tiene, arbitro fischia. C'è un giocatore a terra, credo si tratti di Giovanni Gargano.
costretto a intervenire la panchina dello Sporting Villabate, anche un altro giocatore, lo vedete sullo sfondo a terra per il gruppo giallo-rosso. Riprende il gioco, scaduti 3 di recupero già da un po', pronto a rientrare Giovanni Gargano. Intanto ancora sortita offensiva con Genovese, Cavallaro se la porta sul destro, resiste ad una carica, deve anche dribblare i suoi compagni, Cavallaro la perde. E che la ripartenza in fuorigioco abbastanza netto. Giovanni Gargano. E l'arbitro pone fine alla partita. Finisce 5-0 per la TF contro lo Sporting Villabate. Doppio Guercio, doppio Mandalari. In mezzo la rete anche di Cavallaro. Dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo è tutto. Grazie per averci seguito come di consueto. Appuntamento alla prossima.